Un difetto di fabbrica che per 5 anni e mezzo non ha fatto dormire sonni tranquilli a Salvatore Ciulla, che è il proprietario di questa Ford Kuga, auto che lui aveva acquistato bella e fiammante nel 2012, ma dopo il brindisi, la gioia, arrivano le prime inaspettate grane. Poco meno di un mese dalla consegna, l'abitacolo della macchina alle prime piogge autunnali si allaga, ci sono infiltrazioni. Nelle saldature, secondo gli accertamenti effettuati all'interno dell'officina autorizzata Ford, si era creata una bolla. Effettuata la riparazione, torna in possesso dell'auto, ma solo per poco, perché trascorso qualche altro mese si accorge della presenza di una serie di puntini di ruggine su tutta la carrozzeria. A questo punto inizia un vero e proprio braccio di ferro con la Ford che insiste per la riparazione, mentre il proprietario rivendica la sostituzione. La partita si gioca in tribunale. Abbiamo dovuto intraprendere un giudizio, il signor Ciulla ha avuto anche la forza e si è impegnato dal punto di vista economico in questo senso perché, diciamolo, la giustizia ormai è diventata abbastanza gravosa anche per chi deve farla valere a buon diritto e dopo 3 anni di contenzioso siamo arrivati a questo esito positivo, la sostituzione del veicolo ed il risarcimento del danno per i patemi d'animo che ha sofferto il signor Ciulla a causa del minore godimento della cosa. Un ruolo importante lo ha svolto il perito di parte. Ho dichiarato che una eventuale riverniciatura, quindi scartavetramento di tutta la carrozzeria, non avrebbe eliminato il problema perché le particelle di ruggine rimanevano sempre a contatto con la carrozzeria, quindi con la lamiera zingata, anzi quel velo di lamiera zingata si sarebbe tolto e quindi il signor Ciulla si avrebbe risolto oggi il problema con la riverniciatura, però fra 2 anni, 2 o 3 anni il problema sarebbe quindi rinato e fra 2 o 3 anni il signor Ciulla quindi non avrebbe avuto nessuna garanzia sul veicolo e quindi il cliente sarebbe stato lasciato quindi malgrado abbandonato tra virgolette.